Conte avrà paura o avrà coraggio? E adesso mi vado a spiegare, ragazzi, perché naturalmente gli scenari possono essere due: va via o resta, e questo mi sembra abbastanza logico. Partiamo dal primo scenario. Diciamo che Conte decide di andare via. Naturalmente lui andrà via con una serie di alibi per questa stagione, dicendo che chiaramente ci sono stati una serie di infortuni, chiaramente, come stai già iniziando a dire, lui in 2 anni ha vinto uno scudetto e una supercoppa, che sono 2 titoli che a Napoli insieme non si vedevano probabilmente da una vita, che non siamo abituati a vedere perché non siamo una squadra che facilmente può vincere questi 2 titoli in 1 anno e mezzo barra 2, e quindi lui potrebbe andare via, insomma, ripeto, aggrappandosi a tutti questi alibi per evitare, dal mio punto di vista, di andare incontro a una terza stagione che potrebbe naturalmente nascondere tante difficoltà e tante insidie, potrebbe confermare quello che pensano tutti, che lui non è in grado di gestire più competizioni, che non è in grado di gestire una squadra costruita per vincere, lavorando su più fronti, andandosene via quindi praticamente da vincente, con l'alibi degli infortuni per questa stagione sottotono, evitando di mettersi in discussione e di sporcare praticamente il suo percorso. Quindi parliamoci chiaro: con questo primo scenario Conte se ne potrebbe uscire vincente e se ne potrebbe uscire anche pulito, ma dal mio punto di vista dimostrandoci che ha poco coraggio, che non crede di poter affrontare una terza stagione a 200 all'ora per dimostrare quello che non è riuscito mai a dimostrare fino ad ora.